Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo per essere nuovamente con noi dopo questa pausa che abbiamo avuto un paio di settimane. Vi ricordo il WhatsApp per i vostri messaggi, 342, lo vedete sulla destra del vostro teleschermo, 342 74 55 005, e poi la mail Sicilia24Focus, eccola lì sulla sinistra, @telecolor.it. Datevi da fare, perché nella seconda parte, se facciamo in tempo, vi dedichiamo tutta la seconda parte della trasmissione. Sindaco, bentornato, è molto piacere avercela ancora con noi. La lunga attesa sta per finire. Lunedì 22 alle 11, alla presenza del ministro Salvini, sarà inaugurato il tratto di metropolitana Fontana-Montepo della metro di Catania, cioè la prosecuzione, per capirci, dell'ex capolinea Anesima verso ovest della linea esistente. Si passerà quindi dalle 10 stazioni attuali a 12, se comprendiamo anche Fontana, quindi Fontana-Montepo, e quindi si passa da 7 km di linea in esercizio a 8,7 km. Sindaco, ci siamo? È sicuramente un passo importante per il completamento dell'infrastruttura. Ci vuole ancora tanto, però intanto stiamo aprendo questi due tratti che sono nodali, perché collegano con l'ospedale Garibaldi, con il nuovo Garibaldi, attraverso un tunnel interno, ed è l'unico caso sicuramente in Europa, non so se addirittura al mondo, ma sicuramente in Europa, che mette in connessione un ospedale direttamente con la stazione metropolitana. Peraltro sono due stazioni veramente belle, beneristiche. In una delle due stazioni, alla stazione Fontana, ci saranno anche esposti alcuni pezzi del nostro Castello Ursino, quindi sarà anche un bel vedere per chi vorrà godere un poco di cultura dell'autoctona nostra, visto che vengono dal nostro castello e quindi sono cose che risalgono alla civiltà greca. Per questo dico autoctona solamente perché sono state poi peraltro forgiate qui da noi. E consentono anche lo sviluppo di quella rete infrastrutturale che adesso ci obbliga anche a immaginare scenari alternativi, perché ora dobbiamo cominciare pure a parlare di BRT2 per mettere in connessione a questo punto la stazione di Montepo con l'asse dei viali attraverso un sistema di autobus che è progettato. Dobbiamo ancora cercare di trovare una ipotesi di condivisione con residenti e operatori per superare alcuni problemi. Da Montepo dico subito che ancora non è pronto il collegamento con sottopassaggio che permetterà di connettere la stazione al quartiere, però all'inizio l'FCE garantirà degli shuttle di collegamento attraverso rete mobile, diciamo così. Quindi, ricordiamo, lunedì 22 alle 11 si inaugura Montepo. Molto bene, però Catania, sindaco, è ancora alle prese con l'emergenza cenere, quella dell'eruzione del 4 luglio. Dopo 15 giorni ci sono da rimuovere ancora tonnellate di sabbia vulcanica, specialmente nell'Otto Centro. Ecco, nel video vedete questa spazzatrice che è in azione in Piazza Europa. E mezzi meccanici come questi ce ne sono in azione dappertutto, un po' tra le 4 e le 10 del mattino, però occorre la collaborazione di noi cittadini, di noi catanesi, visto che nonostante i divieti sono tante le auto in sosta che, come ovvio, l'abbiamo detto diverse volte nei nostri servizi, non facilitano certo il lavoro degli addetti allo spazzamento, che devono fare lo slalom se dove, quando possono, è vero, sindaco? Assolutamente, lei ha detto un po' tutto. La verità è che noi abbiamo avuto solo giovedì scorso il piano di recupero della cenere della GEMA, delle ditte incaricate per il servizio, e abbiamo visto che i tempi di smaltimento delle intere operazioni erano stati pianificati in 10 settimane. Era un tempo troppo lungo che non potevamo permetterci. Per questo non siamo intervenuti prima, perché speravamo che fossero più tempestivi, visto che da capitolato c'erano le ditte di raccolto rifiuti, l'obbligo di rimozione della cenere. Una volta che ci giunge quella pianificazione, che ci rendiamo conto che non possono andare più veloci perché devono eseguire la rimozione con gli uomini e con i mezzi che hanno, a quel punto sono stato costretto a emettere un'ordinanza contingibile urgente che per ragioni di sicurezza consente le ditte che raccolgono i rifiuti di ovviare a questa difficoltà con uomini e mezzi, e dotandosi di ulteriori uomini, di ulteriori mezzi per accelerare le operazioni di smaltimento. Però mi consente di dire, direttore, perché
in passato fenomeni del genere erano assolutamente consueti, non c'erano i social e non c'era quindi tutta questa polemica che si sta scatenando, in quanto la cenere aveva dei tempi di pulizia sempre abbastanza lunghi. Diciamo anche che intervenivano pure le piogge che erano un po' più frequenti di ora e quindi poi provvedevano a un lavaggio della strada, ma comunque non è questo il punto. Noi abbiamo detto che entro 2 settimane la città deve essere pulita. Lo possiamo confermare quindi? Questo è quello che ho detto nell'ordinanza, questo è quello che ho chiesto alle ditte di rispettare, ovviamente loro hanno assunto un'obbligazione con noi in questa direzione. Dopodiché però quello che diceva lei, Scusi. Facciamo la nostra parte ciascuno dei cittadini. Questo è molto importante di rispettare, perché altrimenti poi noi stessi poi ci lamentiamo, scivoliamo, cadiamo. Quello che dico mi dispiace invece, e sicuramente mi fa lamentare, è il ritardo nella raccolta dei sacchetti con la cenere, che inizialmente abbiamo detto noi di lasciare, quindi e siamo stati noi a dare questa informazione, non è stata colpa dei cittadini, l'abbiamo detto perché ci è stato detto così dalle ditte incaricate del servizio di raccolta. Stanno procedendo però dovendo destinare la maggior parte dei mezzi alla raccolta dei rifiuti nonché allo spazzamento, purtroppo sono molto pochi i mezzi che possono loro rivolgere alla raccolta dei sacchetti con la cenere. Mi sembra una missione molto, molto importante, molto corretta. Grazie anche per questo, Sindaco. Oggi l'abbiamo visto in maglietta nel telegiornale delle 13 settembre, anche su Telecolor, naturalmente, con la campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Testimone d'eccezione Tuccio Musumeci. Da ottobre ci sarà uno spot che andrà in onda anche sulle nostre reti e siamo particolarmente contenti di farlo. È un'iniziativa importante, vediamo. Basta poco per rovinarla, basti tu per fare la differenza. Catania è casa. Con questi slogan accompagnati da video è stata avviata la campagna di comunicazione del Comune contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti e per sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento attraverso la raccolta differenziata. Testimonial d'eccezione l'attore catanese Tuccio Musumeci. Oggi si getta la plastica, non l'umido, va bene? Se lei getta l'umido nei giorni sbagliati ne costa a tutto pare 2 ore. Messaggi semplici e dirompenti, un sussulto d'orgoglio invocato dal sindaco Trantino. Noi siamo una delle città da questo punto di vista che più paghiamo la differenza tra quel che siamo e quel che potremmo essere. E il vedere i tantissimi che stanno che dicono avete una città meravigliosa, peccato se solo fosse più pulita, ci fa male. Se a ciò aggiungiamo che il non corretto ciclo di conferimento dei rifiuti comporta anche costi insostenibili, una Tari insostenibile per i cittadini e la nostra incapacità di dare maggiori servizi, voi vi rendete conto di come alla fine è una battaglia in cui tutti così perdiamo, mentre basterebbe pochissimo per vincere tutti quanti insieme. Troppi cittadini lamentano la presenza di sacchetti disseminati qua e là, sarebbe anche il modo di incentivare i controlli? Ci muoveremo non dico nelle prossime ore ma nei prossimi giorni con delle iniziative mirate, perché è chiaro che non si può risolvere tutto solo ed esclusivamente con la campagna di comunicazione. La campagna di comunicazione diventa la premessa per un nuovo patto civico. Lo spot ufficiale, che da ottobre andrà in onda anche in TV, è stato prodotto con la regia di Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli. Protagonisti, oltre a Tuccio Musumeci, l'attrice e regista Donatella Finocchiaro, il rapper L'Elfo ed il content creator @Stefano con la S. Un nuovo patto civico, sì, è importante una cosa del genere. Noi da tempo stiamo spingendo perché ci sia una maggior stretta dei cittadini alla loro città. L'abbiamo sempre chiamato orgoglio di appartenenza. Noi speriamo in questo modo di stimolare la partecipazione ai processi virtuosi perché la città sia migliore, e lo facciamo con una campagna di comunicazione che, come avete visto, non è di rimprovero, anzi abbastanza leggera, sì. Cerca di volgerla sul lato ironico. Ma naturalmente poi ci sono tanti altri interventi. Quando io ho parlato al futuro del tratto che avete mandato, dovremmo noi pianificare altri interventi, è perché stiamo rivedendo un po' complessivamente la strategia. Qualcuno potrebbe pensare che questo
voler continuamente, ripetutamente rivedere la pianificazione possa essere anche segno di approssimazione. La verità è che noi ci stiamo muovendo sulla base di un capitolato che blinda le aziende nell'esecuzione dei servizi. Alla luce di quel capitolato noi stiamo cercando quali sono le maglie un po' più larghe su cui possiamo insinuarci per chiedere un maggior rigore nel rispetto di un ciclo virtuoso di raccolta. Quindi aggiustamenti, come dire, Sì, necessari. assolutamente, e ci saranno, ma non le prossime, ci saranno ancora per qualche anno, perché noi dobbiamo da un lato fare i conti con un sistema di raccolta che potrebbe funzionare se i cittadini rispettassero il ciclo di conferimento. Sapendo che non lo rispettano, allora dobbiamo prevedere soluzioni alternative. Attraverso la campagna di comunicazione noi sensibilizziamo i cittadini a fare la loro parte. In più, attraverso poi una strategia mirata per l'esecuzione di interventi correttivi, speriamo di poter veramente cambiare le cose. Speriamo davvero. Adesso facciamo una pausa e poi ci ritroveremo subito dopo con il sindaco trentino, il nostro ospite in diretta. State con noi, a dopo. Bentrovati, seconda parte del nostro appuntamento con il sindaco di Catania Trantino. Subito il tema dei lavori a rilento nella pista ciclabile che è in fase di realizzazione in via Domenico Tempio e in via Cristoforo Colombo. La consegna, diciamo, slitta e l'opposizione non gliela manda a dire, dice tanto cemento, troppi errori progettuali con criticità anche in via Santa Sofia. Beh, sto parlando di... Però, se mi permette, le farei vedere qualche immagine con un nostro commento. Doveva essere pronta in pochi mesi o comunque prima dell'estate ed invece per vedere passare qualche bicicletta bisognerà ancora aspettare. Quanto? Non si sa. È un cantiere aperto la pista ciclabile nelle vie Cristoforo Colombo e Domenico Tempio, un progetto di mobilità sostenibile finanziato con fondi europei che, a conclusione dei lavori, collegherà il centro storico alla playa. Al momento ciò che balza agli occhi sono code, caos e smog ed un tracciato realizzato mettendo cemento su cemento. Sono state concepite male negli spazi e nei luoghi specifici, prendendo per esempio via Domenico Tempio. È l'esempio di intanto un rischio per la salute per i ciclisti, un cemento buttato lì in modo eccessivo, si parla tanto di cementificazione, abbiamo problemi di questo genere, ma soprattutto oltre il ritardo si capisce forse non si trovano le ringhiere, ma ancora non c'è notizia di quando verrà consegnata. Dopo aver spostato l'impianto di illuminazione prosegue a rilento l'installazione delle ringhiere, la cui fornitura aveva già fatto registrare ritardi, e a rilento proseguono le auto dirette verso le zone balneari e all'aeroporto Fontanarossa. Da una pista ciclabile all'altra, da una polemica all'altra, con il ripido tracciato più per scalatori ricavato in via Santa Sofia che desta più di una perplessità. Hanno problemi gravi, per esempio un balcone dove si rischia di sbattere la testa, un restringimento importante della carreggiata in curva, ma soprattutto anche da questo punto di vista vanno a limitare le zone di parcheggio anche nella zona policlinico. Bici ferme al palo, anzi alla ringhiera, in questo caso del lungomare, dove un'altra pista ciclabile attende ancora di essere pulita seriamente dalla cenere lavica. Rientriamo in studio con il sindaco di Catania Trantino in diretta, prego. Una veloce risposta, capisco che l'opposizione faccia polemiche, è il loro lavoro. Il problema nostro è che purtroppo stiamo facendo tante cose. Loro ovviamente hanno ragione per potersi lamentare, considerando che nella scorsa amministrazione, a parte l'abbattimento del tondo Gioieni, hanno inaugurato un semaforo e una panchina, mentre noi stiamo andando a sprombattuto, non riusciamo neanche a inaugurare le opere che consegniamo alla città. Ma a prescindere da questo, i ritardi nella consegna della pista ciclabile, stiamo parlando di 3 mesi di ritardo, non che questo qua eventualmente sia un attenuante, però quando si parla di opere pubbliche ricordo anni e anni di ritardo, ma non mi interessa, dovevamo consegnarla prima, speravo che la potessimo consegnare prima, però una cosa che non mi piace per nulla del servizio, non c'entra niente il traffico con la pista ciclabile, perché è una cosa che ci eravamo impegnati a fare, perché non c'è alcun restringimento della carreggiata. Noi avevamo detto entro maggio libereremo il cantiere dalla via Domenico Tempio e l'abbiamo fatto, non c'è più nessuna strettoia che in qualche modo intensifichi il traffico o lo congestioni, quindi è una falsa notizia quella lì. Il traffico si forma perché poi ogni volta a Faro Biscari si determinano alcune intersezioni con i camion che giungono dal porto e quelli che giungono dalla via Playa, che creano quell'imbuto, più purtroppo alcuni che sostano in divieto davanti ad alcuni bar, sempre davanti a Faro Biscari, ma non c'entra niente il traffico con la pista ciclabile. La pista ciclabile poi la giudicheremo alla fine. A me
piace l'idea che possa essere anche, prima ancora che pista ciclabile, una pista pedonale per i tanti pedoni che vanno a piedi alla playa e godono invece di un marciapiede assolutamente inadeguato. Riguardo al fatto poi del troppo cemento, noi avevamo una soluzione tecnica che ci imponeva questo cemento, che era il cordolo che passava al centro della strada. L'unica alternativa era mettere quest'altro cemento, ma non mi si venga a parlare di danni alla salute per i ciclisti, perché i ciclisti per andare verso il lato sud comunque devono prendere la via Domenico Tempio. Che lo facciano da una pista protetta e non piuttosto dalla strada in cui passano le macchine, credo che sia un segno di rispetto nei confronti dei cittadini. D'accordo, perfetto. Allora, adesso è il vostro momento. Dunque, 342 74 55 005, appuntamento con il sindaco in diretta per i vostri WhatsApp, e se no, eccolo qua, è già partito il primo. Buongiorno, via Biblioteca al buio. È un percorso che i turisti fanno per andare in Piazza Dante e Monastero dei Benedettini. Ho fatto una segnalazione, ma nulla di fatto. Grazie per l'attenzione. No, ne prendo nota perché non lo sapevo. A volte ci sono questi disservizi generati da Enel, però devo dire che ogni volta che chiediamo il ripristino intervengono immediatamente, Bene. quindi effetto subito a segnalare il La via è via problema. Biblioteca. Sì. Che serve per andare in Piazza Dante e Monastero dei Benedettini. Allora, ricordo anche la mail sicilia24focus@telecolor.it. Buongiorno signor Sindaco, ma la via Plebiscito verrà mai asfaltata? Visto che è un colabrodo, dice, tanto vale asfaltarla. Allora, questo ogni tanto dobbiamo noi ciclicamente ricordare che ci sono il 70% delle strade catanesi che saranno interessate dai lavori per la fognatura, per la realizzazione della fognatura, e che sono oggetto della commissione per la depurazione, non siamo noi comune. Quindi è chiaro che seguendo quei lavori poi riasfalteranno tutte le strade, ma a prescindere da questo, perché non so se adesso via Plebiscito rientra oppure no, ricordo sempre che sul tema manutenzione strade, lo dico, lo dirò sempre fino allo sfinimento di chi ci ascolta, noi abbiamo risorse limitatissime per intervenire. Quando io prima parlavo di un risparmio se solo rispettassimo il corretto conferimento dei rifiuti, alludevo proprio a questo, noi andremmo non solo a risparmiare sulla Tari, ma anche ad avere dei soldi in più da destinare ai servizi di manutenzione per verde e per strade. Per questo non siamo ancora intervenuti, o se interveniamo con i lavori di sistemazione, i cosiddetti ratteddi, che non sono certamente risolutivi. Ma purtroppo per noi, per la città, non è solo via Plebiscito, ma è una condizione stessa in tante altre strade. Io ammetto le nostre difficoltà, non è che mi nascondo, quindi se poi a un certo punto questo può essere ragione per pigliarsela con chi ha ereditato una città così, in cui non si è intervenuti da anni, in cui le spese del passato hanno inciso pesantemente sul bilancio, pazienza, mi prendono anche questa responsabilità, però credo che è giusto che i catanesi sappiano le cose come stanno. Ci ha fatto piacere che lei prendeva l'appunto di via Biblioteca mentre leggevamo il messaggio. Volevo sapere che l'ha fatto venire l'orticaria che a Messina abbassano la Tari fino quasi al 50%. No, non me l'ha fatta venire l'orticaria perché si tratta di un intervento che loro stanno potendo compiere grazie agli extracosti che ha dato la Regione. Ora stasera ci sarà il DEF in Consiglio Comunale. Alla fine non ho chiesto questa mattina per quale scelta si siano orientati. Non è escluso che anche noi possiamo restituire una parte di Tari, ma vale solo per quella che ci è stata pagata. Poi l'anno prossimo di nuovo aumenterebbe per tornare ai livelli di adesso. Quindi, ma la stessa cosa a Messina. Succederà anche lì? Sì, assolutamente sì. Anche se là devo dire che è diversa la conformazione della città, non hanno tutta quella fascia extraurbana immediatamente a ridosso e quindi non hanno tutti quei turisti che abbiamo noi e possono pertanto essere più virtuosi nella raccolta. Vediamo se ci sono altri messaggi. Egregio signor Sindaco, apprezzo il suo impegno. Si ricordi la massima, colpirne uno per educarne 100. La saluto e le auguro buon lavoro. No, ma noi ne colpiamo tanti, forse non comunichiamo a dovere, ma ne colpiamo tanti. In che senso? Nel senso che sanzioniamo tantissimi di questi maleducati, interveniamo repressivamente e sto facendo una delle tante cose, delle tante rimodulazioni che stiamo effettuando. Stiamo provando a scrivere una ordinanza sul modello scritto dal Comune di Lecce con cui autorizzo me stesso a sanzionare in modo più vigoroso, per esempio gli esercizi di ristorazione che conferiscono irregolarmente, disponendo anche la chiusura degli stessi. Quindi colpirne uno
per educarne 100 è una frase un po' forte, ma sì, certamente fornisce l'idea. Sì. Tant'è vero che adesso agiremo con le ganasce, stiamo intervenendo. Poi però sa qual è la cosa strana? Che quando interveniamo per il ripristino della legalità, chi fino a quel momento ci aveva chiesto il ripristino della legalità, ma è colpito perché magari aveva la macchina in divieto di sosta, si lamenta. È sempre così. Vediamo un altro. Salve, quando riproporrà l'iniziativa Catania to go? Quest'anno la corsa al click per assicurarsi un abbonamento è stata talmente rapida da non consentire a tutti gli interessati di potervi accedere. Questo tra l'altro l'avevamo anche detto un'altra volta. Se non ci giunge una linea di finanziamento che ci legittimi la possibilità di riproporlo, non lo possiamo proporre noi con le risorse nostre, però a volte intervengono queste linee di finanziamento, quindi non è escluso che si possa fare. Linee di finanziamento provenienti da? Comunità Europea. Comunità Europea, perfetto, questo è chiaro allora. Buongiorno signor Sindaco, i tassisti abusivi a Catania dilagano senza nessun controllo dei vigili urbani. Confesso che è una notizia che mi giunge nuova, non sapevo ci fosse questa emergenza, verificherò poi sulla possibilità di controllo da parte dei vigili urbani, sappiamo perfettamente qual è la condizione estremamente limitativa del nostro numero dei vigili urbani, li stiamo facendo fare lavori straordinari, li stiamo facendo fare anche integrazioni di compiti magari non loro, nel senso che a volte chiediamo alla sezione Annola di far parte dell'ambientale, alla sezione ambientale di far parte della viabilità. Cerchiamo di muoverci per adeguare le difficoltà alle reali esigenze. Questa dei tassisti adesso no, me la noto. Sono arrivati i vigili nuovi, dovevano arrivare? Il tempo ce fare. Stiamo correndo, penso come mai è successo prima, non so se saremo l'amministrazione più veloce alla fine, se tutto andrà bene, ad avere questi vigili urbani in organico, perché noi abbiamo già bandito il concorso, sono arrivate le richieste, il 29 agosto, se non ricordo male, ci sarà la preselezione e subito dopo a seguire ci saranno, per chi passerà la preselezione, la prova scritta e poi la prova orale. Bene, benissimo. Che effetto le ha fatto essere in classifica a buon posto? Era al 17esimo se non sbaglio, solo 24 ore. Diciamo che prima di Sala a Milano. Considerando che i sindaci di Catania sono stati, non certamente per colpa loro, ma per una serie di condizioni che non stiamo a ripetere, sempre agli ultimi posti in classifica, e che il miglior posto in classifica fu negli anni scorsi il 40esimo, essere al 17esimo posto mi gratifica, ma nello stesso tempo è un gesto di grande generosità dei catanesi nei miei confronti, perché per come è la città non meriterei quel posto, ma probabilmente hanno compreso lo sforzo che sto profondendo ogni giorno per la mia Catania. Belle parole. Direttore Copuzza, bisogna dire al sindaco che bisogna spazzare e raccogliere con urgenza la sabbia dei marciapiedi, dove dice i marciapiedi qua, attenzione, dove camminano i pedoni, che sono quelli che rischiano. Nel senso che fa parte di questo, noi chiediamo di liberare un lato della carreggiata dalle macchine proprio perché si possano liberare i marciapiedi, la cena dei marciapiedi vada sulla strada e venga poi raccolta, quindi è tutto quanto legato. Quindi viene fatto, come dire, in contemporanea. Vediamo ancora se c'è un messaggio, abbiamo ancora tempo, forse no, mi dicono che è terminato il tempo. Allora, grazie Sindaco per essere stato con noi in diretta anche questa volta. Ricordo agli ascoltatori che avremo un ultimo incontro per questa stagione, naturalmente che sia di ottimo auspicio per i prossimi, giovedì 25, non venerdì 26, ma giovedì 25, sempre qui, sempre alle 14:30. Grazie al Sindaco Trentino. Grazie a lei e buon fine settimana a tutti. Grazie, buon pomeriggio e buona prosecuzione sulla nostra diretta.